E che è sta roba, signori, spiegatemi. Come? Di che si tratta? Spiegatemi. Sì, stiamo parlando per piccoli investimenti su internet. Investimenti? Signori, quanto stanno a lire? Vediamo l'ultimo giorno, ma quali investimenti ha trovano? Mamma mia, perché parli in questa maniera? Scusa. Signori, io sono napoletano, non sono tanto scolarizzato, avete capito? Non sono andato a scuola, parlo solo il dialetto. Ah, non sei andata a scuola? Perché No, non e qua siamo gente semplice, avete capito? Una famiglia normale. Ah, ho capito. Comunque, che si tratta? Facci mi capire che mi ha spendere i soldi. Come? Dobbiamo spendere soldi. No, ti dicevo, non ti sto chiedendo i tuoi soldi. Meno male, se non hanno sbagliato il numero, perché non è proprio un nato, signori. E quindi che volete? Perché mi chiamate? Facciatemi capire. Ti spiego io. La chiamo per darti un'informazione, ne ho detto, riguardo ai investimenti online. E che è sta roba investimento online? Facciatemi capire, sono un po' ignorante, abbiate pazienza, spiegatemi. Lei, signor Fabio, hai fatto investimenti nella sua vita con la banca oppure con la posta? Signori, io un investimento ho fatto con mio marito, ha sbagliato tutto cose, non si è capito niente più. Che lo cornuto dai novizi del gioco mi ha rovinato a me. Hai fatto investimenti con la banca? No, l'ha fattissimo l'investimento sul gioco, tenevo un vizio poker, l'ho lasciato, siamo avuto a vendere la casa. Ah, capito, ma lei ce l'ha un computer a casa? Ma quale computer, signori, io tengo manca la terza media computer. Come? Io non tengo nemmeno la terza media, e manco l'occhio per anni, la roba di sto computer. Ma perché queste cose che faccio tu si fanno con il computer? Ma lei dove naviga su internet? Ce l'ha un computer oppure un tablet a casa? Chi? O tablet? No, tenevo un tavolo da cucina, signora mia, 6 posti, si allonga pure. Mamma mia, ma lei non parli l'italiano? Madonna santa, signora bella, ve l'ho detto, non so chiudere la scuola, purtroppo ho avuto una vita difficile. Capito, ma dove naviga su internet? Una volta su internet, no signor, cadrimo traghetto, Napoli Ischia e Napoli Capri. Poi ti va trovando va pure a Procida. Ma non è internet però, è il Golfo di Napoli, lo conoscete voi? Lei non naviga su internet, non la utilizza il No computer? signor, vi ho traghetto, vi ho detto, ma che stai scemo, tu sei? Signora Belli, il traghetto! Lo conoscete il traghetto? A Caremar, costa pure l'aliscafo, dipende, chi tiene i soldi per l'aliscafo, se no piglio traghetto. Mamma mia, No, mamma mia, mi piglio traghetto, mamma mia, Bonanima non c'è più. capisco la tua lingua. Non capisco la mia lingua, ma perché voi che lingua tenete? Italiano, E come famo, lasciatemi capire, napoletano. Non ho capito, io sono napoletano, mi dai chiamato voi, signori, mica faccio chiamati, che volete a me? Io non posso parlare napoletano. No signore, voi parlate italiano, io vi capisco, però vi rispondo napoletano, perché non parlo italiano. Non tengo manco la terza media, capite? Va bene, buona giornata. Tante belle cose a voi, signori, salutatemi a tutti quanti. Come? Salutatemi a tutti quanti, tante belle cose. E se venite a Napoli, pigliate la Villa Traghetto, che è bello andare a Capri. Conoscete Capri voi? No, io sono romena. Ah, allora siete romeni, però prima avete detto che siete italiani, ma avete imbrugliata. Non ti capisco, arrivederci. Quando non ti conviene non capisci però, Ciao. State buono, sarà mio.